Eccomi qua, che mi vuole? Si fa di noi. Sono io, qui, carissimo da Gennalizzo. Ecco qua, roba mia, grazie. Finalmente lo pagato? Lo va? Ha chiesto? Mi ricevuto lo padrone di casa. E Cavaliere, Don Nicola Savorito. Oh, pigliata per la nata nota. E ci diceva così a sto Nicola. Chi è Nicola? Volete dire il Cavaliere Don Nicola? Oh, Cavaliere, perché ne sa? E allora da domani voglio far chiamare il mio commentatore Don Ciccio. Pigliate la quaderna. Hanno fatto dopo là. Cioè, c'è pure questo. Niente meno che la pubblicità dello fatale. E si stabilisce il capo, in casa nostra. Non bene, se papà Natale a me. Che se la assai. Io ti dicevo che la cosa che a tale non ho niente a posto. E scendo via! Ah, che bella cosa! Ma com'è che non va mandato mai lì? Dov'è che non ha più papà? Quello di gente si piglia comodo, si parla a me su fatto. Mio fratello ci ha sempre tenuto alla signorilità, ma io volevo un matrimonio con progetto, La signorilità. Ti sei un po' passato la strada un mazzino. non va più la pasta, non parla vestitoso. C'è più. Ehi, Uscire lentamente fuori la porta e guardare. non si sente male! Devi non tutto male. E viva il Sicilio! Cioè, io non è brutto. Ma tu che cazzo mi stai dicendo? Ma è arrivato! Oh, allora si dissero. Ragazzi! Che la famiglia sono sempre stata una cazzetta dietro! Specialmente ora! Non lascio mai potuto vedere più faccia merda! Ma già lo faccio! Gli altri tutti quanti perché non so la schiattare piano! Scusate, che le 50 lire, 50 lire. Ci mandano solamente i soldi per una cucina e tagliano. Non ci vuole la vita umana! Ci capite? Che piccante? Stanno ancora a mareggiare. Scusate, magari guarda l'occhio e patane, Oggi non mi avvilite così. Ci sono quelli che giù. Pensate che solo la morte non c'è rimedio. I non avessi preferito stare in la miseria e a tenere che la bella pigliare con gli vicini. Ah, Maddalena del Giudice, donna fedele, moglie e compagna devota, scomparsa il 18 dicembre, il terribilmente scritto nel cuore del povero marito che lasciassi solo e sconsolato. Pensa te. ma scusate, non mi pare che stavo già abbastanza affadito. E con tutto già posto una luce, e non mi daranno mai con voi. Lasciate pazienza, non ci comportavo. Per come pensi, ma che preso posso fare con la E come faccio, che disastro! Angelico, niente, quello tuo a mamma. Che squadra! E tu c'è sempre lo scudo. Ha ragione. Anche se ti dica mai non la cerca, no? Mi stai andando tutto quadrato, nulla. E chi quando faccio mi dispiace, ma non vale più fame. Dici, no, non è guardato. Non va più. Non guarda. Cambia. Stavo zitta. Dici, castomà. Cavaliere. ma voi volete che si non la faccio da te? Ho un cammino a Gugnatore, una parola se vuole, uno punto te. Una
Valigia, nulla da tu dicendo. Queste sono personali, sono personalissime. E poi se te mi vedi voglio presentare a Miss Rosa, fa amici. È la mia segretaria, e per un po' di tempo resta questo qua. Quando ti dicevo di dire? Allora, io ho cominciato da una nuova io, e tu non mi hai mandato più. Ti sono venuto. Sta così. Allora io non prendo nessuno io. Oggi mi sa messo sotto un braccio. Non la dicesse nada questo. E che la faccio io. Ah, bene. E non pigliamo una calore. E come prendere il cavazza? Senza conoscere nessuno, senza domani! Non ho capito bene. Lui è pieno di pazzi, vogliono continuare i miei oggetti. E volete che costano soldi. Io non ne so, prendo pieni da pagare. Sì. Aspetta un momento. Giuseppe, dove un po'? Sì, sì. E dammi la sua. Dici? Anche esci tu, Tu mi ha fatto piacere. Ah, io ho sofferto tanta miseria, tante privazioni. Soprattutto come è passato. aspetta. Certi bambini in America non ti restava per una sola cosa. Hai visto? Un vignatore. Un vignatore? Oh, un vignatore? E allora quando giunge al culmine della disperazione tua, capito, Ciccio? Stemmi una mano, una femmina, tu fra. E allora ci fate anche papà e la città. A questo punto credo di aver capito la situazione. Qui forse siamo di troppo, diamo fastidio. Ma tu, ma amici di mio fratello danno fastidio. E poi credo che per me sia fatto troppo tardi. Devo andare a casa, devo preparare, devo vestire. Ho un appuntamento tra signori.